Telefriuli Estate, questa sera appuntamento da Aris di Rivignano Teor per la sagra dell'Anguilla. Guardate che bell'angolino che ci hanno preparato i ragazzi della Proloco, Tonizio, insomma tutti i volontari di questa sagra, che non so a che numero di edizione siamo arrivati, però ce lo spiegheranno sicuramente il vice sindaco di Rivignano Teor Fabrizio Mattiussi e Sandro Zoccolan, che è il presidente della Proloco di Aris, Proloco Cuore dello Stella. Bene, allora partiamo dal vice sindaco. Perché? Perché queste iniziative, queste feste, queste sagre sono un modo sono importanti perché uniscono la comunità prima di tutto e valorizzano il territorio, grazie anche naturalmente ai prodotti del territorio e anche le mostre, ogni cosa che fa sì che ci sia un valore aggiunto a questa comunità. Sono un po' in difficoltà perché sento la musica alle spalle, però ce la faremo. Vice sindaco, è importante questa festa e siamo arrivati a che edizione? Questo lo chiederemo al presidente della Proloco, Cuore dello Stella di Aris, che è lui che sa queste cose, dati statistici. Comunque, tornando alla tua introduzione iniziale, devo dire che il nostro comune è un comune fortunato perché ha una serie infinita di associazioni che si battono e si spendono per valorizzare il proprio territorio, l'associazionismo prima, ma anche per far conoscere il proprio territorio con tutte le sue peculiarità, sia bellezze naturali, naturalistiche e anche culinarie in questo caso, visto che siamo alla Sagra della Bisate, e storico-artistiche, perché c'è un patrimonio infinito di storia da scoprire, quindi chi viene qua oggi è sicuramente per mangiare, per far festa, ma quando vuole, in qualsiasi momento, ha di tutto. Ha solo l'imbarazzo della scelta. E unisce la comunità, una comunità di Rivignano, Teor, di Aris, perché ricordiamo anche qualche cenno storico, perché prima parlavamo anche di Villa Otelio, che è davvero una vostra peculiarità del territorio. Io ho avuto modo, il piacere, grazie a Tonizio, al Campanile della Domenica, di seguirla, di vederla da vicino, però ci sono delle curiosità che magari non tutti conoscono. Ma sicuramente sì, attorno alla Villa Otelio, che sarebbe più giusto chiamarla Villa Savorgnan Otelio per importanza storica, il castello Savorgnan è il cuore del nostro comune di Rivignano Teor, da cui è partita poi anche la fusione dei due comuni di Rivignano e di Teor, ed è il castello principe, l'elemento principe della nostra comunità, tant'è vero che la regione ce l'ha concessa, ce l'ha trasferita, unito, accompagnato a svariati milioni di euro che noi investiremo a brevis con dei progetti già avviati per il suo recupero, e quindi per essere proprio il cuore della nostra comunità, sia in senso civile ma anche artistica, culturale. Salutiamo anche il sindaco Mario Anzi, la scorsa puntata ai Green Games avevo aperto con lui, però insomma mi fa piacere conoscere anche il vice sindaco, assessore con delega all'associazionismo, per cui insomma è vicino naturalmente a tutta la Proloco, perché poi ce ne sono tre, non ne avete solo uno. Esatto, dicevo prima che il nostro territorio, il nostro comune è fortunato, la gente è fortunata perché ha ben tre Proloco, la più antica, circa una ventina d'anni sulle spalle, la Proloco di Teor. Dopo, quasi contemporaneamente, si sono costituite la Proloco di Aris e quella di Rivignano, che hanno formalizzato, diciamo così, solo sotto il profilo formale la loro esistenza, ma di fatti erano già esistenti come Comitato Festeggiamenti di Aris e come associazione culturale a Rivignano, per cui tutto sommato hanno solo reso legale la loro esistenza, anche per tutta una serie di formalità e di adempimenti che queste devono sottostare, purtroppo, e ancora oggi ancora più di una volta. Per cui la fortuna del nostro comune è quella di avere ben tre Proloco. Bene, grazie al vice sindaco. Adesso svegliamo a quale edizione siamo giunti alla festa dell'Anguilla. Siamo oltre le quarantine di edizioni, perché una volta non veniva svolta qua la festa, ma veniva svolta in paese, quindi ci sono state varie edizioni fatte proprio in paese, in centro paese una volta. Siete stati bravi perché avete distribuito in tutta questa area diverse sezioni. Qui c'è la sezione per i bambini dove possono giocare, ci sono delle giostre, poi c'è la sezione musica con il palco e poi la parte appunto enogastronomica. Per cui siete stati bravi ad allestire una sagra che credo funzioni, perché poi ho visto il parcheggio e vedo la risposta insomma della gente che arriva qui.
Sì, grazie anche comunque all'amministrazione comunale che ci ha permesso di costruire e di fare questa struttura, grazie a loro. Ecco. Come è strutturata la sagra nel programma? Ma allora noi quest'anno abbiamo ridotto come giornate cercando di concentrare un po' la sagra, quest'anno facciamo solo 4 giornate, gli anni scorsi facevamo 7 giornate. Abbiamo concentrato le canoe che saranno domani, la pinneggiata nel fiume Stella, perché noi l'attrazione abbiamo qua attaccato al fiume Stella, quindi l'attrazione dobbiamo sfruttare il fiume Stella, ci sarà la pinneggiata delle lontre che verranno giù in mezzo al fiume, e quindi questa è la nostra attrazione principale. E dopo puntiamo molto sul mangiare. Qua, avendo il fiume Stella naturalmente ci sono anche le anguille, quindi iniziamo a avere la sagra dell'anguilla. Ecco. Diciamo che il vostro valore aggiunto. Abbiamo parlato di Villa Otello, non abbiamo parlato dell'acquario di Aris, che è davvero molto bello. Poi vedremo una clip, però per descriverlo in poche parole il vice sindaco che cosa direbbe? Diciamo che rappresenta la natura nostra, ma la natura che parte dal medio Friuli e va fino alle foci, quindi laguna di Marano, Lignano, Latisana, perché insomma siamo lì, in quei comuni lì, con tutta la sua bellezza, non solo ittica ma anche, se vogliamo, la natura. E lì è veramente un fiore all'occhiello della nostra comunità, del nostro comune, perché è visitata da decine e decine di migliaia di persone all'anno che vengono qua per fare sì ricerca, per fare sì gite scolastiche di istruzione, ma soprattutto comunque è un vanto per la nostra comunità, perché qui c'è il cuore della natura dello Stella, che è il motivo, l'elemento fondante del nostro comune. Allora andiamo a vederlo nella clip e poi ritorneremo in diretta, perché magari mi parlerà più nel dettaglio Sandro, perché ci lavora proprio all'acquario di Aris, quindi vediamo la clip. Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy all night and every day. Give me something, oh, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I'll be living in vain, and I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Oh, baby, baby, I feel crazy up all night and every day. I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I'll be living in vain, and I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. Avete visto qualche immagine che fanno riferimento all'acquario di Aris di Rivignano? Sandro, che è il presidente della Proloco, ma ci lavora all'acquario quotidianamente, quindi sa anche indicarmi le visite che arrivano lì all'acquario, ma soprattutto magari se ci dice qualche caratteristica in più per invogliare i nostri telespettatori a visitarlo. Innanzitutto è gratuito per tutti i visitatori, è una cosa importante.
e noi lavoriamo moltissimo con le scuole, adesso con i centri estivi, in questo periodo abbiamo molti centri estivi. Ieri per esempio avevamo il centro estivo di Valvasone che erano con 90 ragazzi, quindi li abbiamo assistiti qua, utilizzando anche quest'area dei festeggiamenti per poter dividerli e raggrupparli insieme. Allora venite in visita all'acquario di Aris di Rivignano Teor, io saluto il vice sindaco, buona festa, buona serata e buon weekend. Grazie a voi di essere qua e di essere un'ottima occasione per promuovere il nostro territorio. Noi siamo sempre felici di ospitarvi e di darvi la massima disponibilità. Grazie, andiamo in pubblicità, poi andremo a vedere una mostra nel dettaglio, quindi a tra poco con Terrific Estate. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. A Sterpo, nel cuore delle risorgive friulane, siamo impegnati nell'allevamento e trasformazione di trote nel rispetto della tradizione, del territorio e dell'ambiente, alla ricerca dell'eccellenza e della qualità. Trote e specialità fresche, panati di trota e anche riso, olio, confetture, prodotti da aziende limitrofe. Società Agricola Sterpo. Lo spazio è aperto in via Sterpo 70 a Simigliano di Rivignano. Il lavoro è un diritto, la sicurezza un dovere di tutti. Consulenza Servizi è una società che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione rivolti alle attività agricole, del commercio e dei servizi, dell'industria e dell'artigianato. Ci trovi a Spilimbergo, nella zona industriale nord, telefono 0427 50660 www.consulenzaservizifvg.it. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Realizza la casa dei tuoi desideri con i saldi di De Simon Arredamenti. Sconti fino al 70%. De Simon Arredamenti. I tuoi desideri diventano realtà. Dal 4 luglio al 6 agosto il parco di Villa Manin si apre per spettacoli di danza, percorsi di animazione e teatro per i bambini e le loro famiglie, concerti di musica classica con la Alma Mahler Kammer Orchestra e artisti internazionali, il jazz notturno, il cinema musicale della Zero Orchestra o il grande folklore mondiale in villa. E poi le grandi ospitalità con Venditti, Noah, Abdullah Ibrahim, Pier Annunzi ed Ezio Bosso. Il programma su villamanin.it. Nova Coperture, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, si occupa della bonifica di siti inquinati da amianto, rimozione e smaltimento di coperture civili e industriali in cemento amianto e relativo rifacimento. In ambito civile, sostituzione di coperture in laterizio, isolamento termico, grondaie e lattonerie. Approfitta del contributo regionale per la rimozione e lo smaltimento di amianto da edifici privati a uso residenziale. Hai tempo fino al 31 luglio. Ci trovi a Coseano, in via dei Fiori 14. Nice Scar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. RTCB di Palazzolo dello Stella. Opera da oltre 30 anni nei settori dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni. Progetta, realizza e certifica impianti di trasmissione dati in rame e fibra ottica, impianti elettrici in media e bassa tensione e impianti di illuminazione stradale. Ci troviamo a Palazzolo dello Stella, in via Stella 10, 0431 58 90 58.
L'albergo ristorante Pizzeria da Michele a Benzone è il locale confortevole e gradevole con cucina semplice e tradizionale dai sapori mediterranei. Un ricco menù vi aspetta quotidianamente con le proposte del giorno fatte con prodotti del territorio a garanzia della massima qualità e freschezza e pizze per soddisfare ogni richiesta. La trattoria Miculan, nata oltre 100 anni fa come osteria a Tricesimo, vi saprà accogliere in un ambiente curato che rievoca la nostra cultura e tradizione. 2 ampie sale con fogolar e per il periodo estivo un'ampia terrazza dove potrete gustare piatti della tradizione e vini friulani abbinati con sapienza. Di nuovo assieme in diretta da Aris di Rivignano Teor, Telefriuli Estate per la festa dell'anguilla, ma questo è un momento storico, diciamo, legato alla storia, perché presentiamo una mostra dedicata all'agricoltura nel periodo del fascismo, assieme a Giorgio Kojanitz, che è un ricercatore, un collezionista. Difatti tutto quello che vedete qui è portato da lei, che è di San Giorgio di Nogaro, non è quindi legato ad Aris. Ci racconti un po' come mai nasce questa mostra qui ad Aris? Allora, nasce questa mostra perché già da 10 anni io collaboro, avendo la mia professione, anche facendo la mia professione ad Aris, e collaboro con questa festa per 2 motivi. La prima è perché le sagre sono rimaste l'ultimo momento di aggregazione popolare che ancora esiste nei nostri comuni, non c'è più nulla, e ora la sagra tira fuori le persone, le mette di fronte a un buon bicchiere di vino, a una buona pasta asciutta, e io allora ho pensato già 10 anni fa che queste centinaia, ma in 4 serate migliaia di persone, molte potevano anche interessarsi a una ricerca specifica di qualsiasi cosa. Pensando bene ho detto, leghiamo al territorio questa ricerca. Allora l'agricoltura è la cosa primaria per queste persone e per questo territorio, quindi quest'anno ho presentato questa mia ricerca con documenti miei personali che si chiama L'agricoltura durante il fascismo. Quali sono le caratteristiche principali che ha voluto portare qui? Allora, direi 3 cose fondamentalmente, quelle che naturalmente tutte le persone conoscono, ma che sono le bonifiche, la battaglia del grano, i consorzi agrari e l'autarchia. Non parlo delle guerre e non parlo di altro, ma sottolineo specialmente questi 4 temi che sono importanti. Sa cosa? Sono 20 anni di storia e riassumerli in 17 pannelli è difficile. Comunque penso di aver dato un'impronta minima per questi 20 anni di storia alle popolazioni qui e a tutta la gente che frequenta questa bellissima festa. Senta, lei voleva andare nel dettaglio su questa foto, cioè il terremoto del 27 marzo 1928. Ecco, Davide Nicolì che tra poco la riprenderà. Beh, diciamo che il terremoto che è stato in Val d'Arzino, in provincia di Pordenone, nel 1928 ha distrutto la piccola frazione di Marinis, che è vicino a Anduins, con 11 morti. Naturalmente è un terremoto misconosciuto, anzi sconosciuto ai più qui in Friuli. E allora approfittavo di questo mio manifesto del sindacato fascista degli agricoltori del tempo, in cui chiedevano di fare una colletta per le popolazioni colpite. L'ho messo in mezzo anche perché il Friuli è una storia, diciamo, dimenticata. Io la ringrazio perché insomma non è sempre così semplice trovare una persona legata così alla storia e soprattutto che abbia poi tutti questi documenti a casa, perché li tiene a casa lei. Tengo a casa, e una cosa, per tutte le persone che volessero visitarla è aperta ancora fino a domani. Il prossimo anno, le dico, presento il prossimo lavoro che sono i 22 friulani con Garibaldi nella spedizione dei 1000. Bene. Complimenti a Giorgio Kojanitz. Noi ora andiamo, però tra poco presenteremo un'altra mostra, quella legata alle farfalle. Andiamo a vedere un mini documentario legato a alcune farfalle del territorio e poi ne parliamo qui con un ospite. Ci spostiamo nel nostro salottino. Grazie. A lei. Oh,
Il macaone è una farfalla di grandi dimensioni, può raggiungere gli 85 mm di apertura alare. Si rivela altamente adattabile, utilizzando una grande varietà di habitat, a volte estremi, come la tundra subartica del Canada. Di notte tende a trovare posatoi situati in alto, al fine di evitare i piccoli predatori. Ha una livrea appariscente, soprattutto le ali posteriori, che in entrambi i sessi hanno un paio di code sporgenti, e dove è presente un'evidente macchia rossa, contornata di nero e spolverature azzurro scuro intense. Normalmente a 2 generazioni, gli sfarfallamenti avvengono in primavera ed estate, ma a seconda della latitudine sono stati osservati adulti anche ad ottobre appartenenti ad una terza generazione. Nonostante la presenza di fiumi, i terreni attorno alla laguna non sono completamente di tipo umido. Alcune aree, soprattutto verso ovest, hanno caratteristiche di territori parzialmente secchi. Questa differenziazione di territorio, in aree relativamente piccole, ha permesso uno sviluppo della biodiversità abbastanza rilevante che nella sua complessità comprende anche i lepidotteri. Osserviamo ora la Lycaena fleas, una piccola e molto bella farfalla appartenente alla famiglia dei Licaenidae. Si trova in una vasta gamma di habitat, da terreni gessosi a brughiere, nonché in boschi, radure, argini e prati fioriti. Farfalla molto attiva nelle ore calde, con i maschi che volano a protezione di piccoli territori che difendono vigorosamente contro i maschi rivali, ma anche da altri insetti di passaggio. Anche l'ombra di qualche volatile è a volte sufficiente per ottenere una reazione. Il dimorfismo sessuale è poco evidente, e consiste nella dimensione più grande della femmina, e dalla colorazione e dimensioni delle macchie scure sulle ali anteriori, che risultano più evidenti nella femmina. La specie sverna allo stadio di bruco. Delle 6 famiglie di ropaloceri presenti in Europa, attorno alla laguna di Marano manca solo la famiglia delle riodinine, che in Europa appunto sono rappresentate da un'unica specie, la Amearis lucina. I ropaloceri sono uno dei 2 gruppi nei quali l'antica sistematica divideva i lepidotteri, sono gli insetti che normalmente definiamo le farfalle, comprende infatti i lepidotteri diurni, con antenne clavate, mentre gli eteroceri rappresentano i restanti lepidotteri, le falene. L'ultima delle 5 famiglie che andremo a vedere oggi è la famiglia delle Hesperidi, con il suo rappresentante più comune nella zona, il Pyrgus armoricanus. È una farfalla di piccole dimensioni, l'apertura alare infatti è di solo 12-15 mm. È presente in tutta Italia, isole comprese, e si rinviene in svariati ambienti dalla pianura fino a circa 1200 metri. Sono molte altre le specie presenti attorno alla laguna di Marano. La zona merita di essere visitata, non solo per gli splendidi paesaggi,
ma soprattutto per la biodiversità presente in quest'area relativamente piccola e che va preservata in ogni modo possibile. Gianluca Doremi, che è stato lui a ideare questo bel mini documentario che abbiamo visto solo un estratto, perché adesso mentre parleremo con lui vedremo delle altre immagini e anche queste fotografie che ci ha portato proprio qui nel nostro sallottino da Aris. Allora Gianluca, innanzitutto complimenti, perché è belle le immagini, il montaggio, davvero mi è piaciuto. Con te presentiamo una mostra proprio dedicata alle farfalle e alle falene. Sì, questa mostra che, anzi innanzitutto ringrazio Telefriuli, il comune di Rivignano Teor e l'ente tutela pesca che mi ha permesso di fare questa mostra nell'acquario. Questa mostra è composta da alcuni pezzi, sono circa 20-25 pezzi, di alcune farfalle e falene della nostra zona. La zona comprende la Bassa Friulana e dintorni, va da Lignano a qua a Rivignano, dal Bosco di Muzzana a Teglio Veneto. È un lavoro che è incominciato circa 7 anni fa. L'interesse per le farfalle l'avevo fin da bambino, non solo per farfalle ma anche altri insetti, e ho detto perché ho incominciato a fotografarle per gioco, diciamo, e dopo ho detto ma cosa sto fotografando? Allora ho incominciato a scoprire questo mondo che è immenso, le specie italiane sono 5.000 e ho detto adesso incomincio a vedere quante ne abbiamo noi. Anche perché sono un indice per la salute del territorio, non tanto nel numero, ma nella quantità di specie diverse che sono presenti, perché ogni farfalla è legata ad un territorio, ad una pianta. Se la pianta sparisce, sparisce anche la farfalla insieme. Sono un indicatore proprio della salute e della biodiversità del terreno. E com'è questo territorio? Sta peggiorando, devo dire la verità, sta peggiorando. Qualche anno fa c'erano molte più specie, adesso me ne sono già sparite un 4-5 che non riesco più a trovare da 2-3 anni. Quali sono i fattori che... L'antropizzazione è una delle cose peggiori che può succedere, bisognerebbe trovare il giusto equilibrio fra l'agricoltura e il mantenimento del territorio al suo stato naturale. Si sa che l'agricoltura serve, ne abbiamo bisogno, si può fare l'agricoltura biologica ma si sa che è più costosa, ci basterebbe a volte qualche piccolo accorgimento come mantenere in mezzo ai campi un territorio di prato che basterebbe sfalciare, permette a molti insetti e molte farfalle di ritornare e ripopolare le zone. Se dovessimo parlare di questo proprio territorio, Rivignano Teor? Bellissimo territorio, infatti quando sono venuto a portare la mostra io sono sempre costantemente con la macchina fotografica e la telecamera me la porto dietro. Una volta allestita la mostra ho fatto il passaggio nelle vasche dell'acquario e sono riuscito a trovare la 354esima specie qua, l'ho trovata qua nell'acquario. Attualmente sono 355, le sto anche inserendo in un sito che è possibile vedere, Dillo pure. è www.gidoremialtervista.org e si possono vedere quante sono le specie, ma non solo la fotografia e il nome, ma proprio le piante di cui si nutrono, quando si può trovare l'adulto, quando si può trovare la larva, anche perché bisogna tenere conto che la farfalla è solo l'ultimo dei 4 stadi di questo animale, perché il primo è l'uovo, il secondo è la larva, la terza è la crisalide e l'adulto è la farfalla che noi vediamo. Senti, noi dobbiamo andare in pubblicità, ma una mia curiosità, quando tu vai alla ricerca delle farfalle, cioè cosa fai? Cioè come ti muovi? Molto lentamente, la prima cosa bisogna muoversi molto lentamente e stando fermi le farfalle come gli altri insetti, le libellule ad esempio, si abituano alla presenza dell'uomo. Io ho qualche foto con la farfalla sul naso, sull'occhiale, in testa, ci sono perché si abituano. Poi ci sono i colori, ci sono vari fattori comunque. Per esempio ti devi vestire in un certo colore? Allora, da evitare assolutamente il blu, il bianco e il nero, sono 3 colori da evitare. Il blu è per molte specie di farfalle aggressività, è il colore del maschio aggressivo. I colori, quelli che usano i cacciatori oppure i fotografi per avifauna vanno benissimo, la mimetica sono i colori migliori. Bravo Gianluca, davvero complimenti per questa tua passione, ma soprattutto per il lavoro che fai, perché l'ho trovato davvero molto interessante e fatto con cura. Complimenti. Grazie. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Aris di Rivignano Teor con Telefriuli Estate, la festa dell'anguilla, tra poco.
La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Il lavoro è un diritto, la sicurezza un dovere di tutti. Consulenza Servizi è una società che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione rivolti alle attività agricole, del commercio e dei servizi, dell'industria e dell'artigianato. Ci trovi a Spilimbergo, nella zona industriale nord, telefono 0427 50660, www.consulenzaservizifvg.it. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Canton 2 offre un assortimento completo per la pittura e la decorazione della casa. Scoprite inoltre la proposta Canton 012, colori innovativi e prodotti salubri specifici per le camerette dei vostri bambini. Loro sceglieranno il colore, voi la qualità. Canton 2 è a Pordenone, Fagagna e Monfalcone. Serra Metal, esperienza ultra cinquantennale nella realizzazione posa di serramenti, carpenteria metallica, automazione, serramenti e cancelli. Software all'avanguardia, modernissimi macchinari di taglio e fresatura, tecnologia ed esperienza dell'azienda, la sua migliore referenza. Ci trovi a Mortegliano in via Bugliatti, telefono 0432 760086. CEFA, l'unico ente di formazione in regione specializzato nel settore agricolo e in quello delle lavorazioni alimentari, corsi per giovani, adulti e aventi, formazione finanziata e obbligatoria con docenti esperti del settore. Informazioni 0432 82 1111 www.cefa.fvg.it, info@cefa.fvg.it. Antenna Top, Sky Service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna Top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linursio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. RTCB di Palazzolo dello Stella. Opera da oltre 30 anni nei settori dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni. Progetta, realizza e certifica impianti di trasmissione dati in rame e fibra ottica, impianti elettrici in media e bassa tensione e impianti di illuminazione stradale. Ci troviamo a Palazzolo dello Stella, in via Stella 10, 0431 58 90 58. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Funghi freschi, mirtilli di bosco, lamponi a Villa Santina in piazza. Ma non solo, troverete anche tutta la gastronomia di nostra produzione, dal radicchio di monta all'aglio selvatico fino allo sciroppo di fiori di sambuco, porcini, gialletti, mirtilli freschi a Villa Santina. Di nuovo assieme Telefriuli Estate, qui si balla
ad Aris di Rivignano Teor, momenti musicali e non solo, perché abbiamo parlato delle due mostre, ma domani ci sarà la discesa sullo Stella in canoa. Ne parliamo con Massimo Tonizzo, che fa parte del direttivo della Canoa Club Fiume Stella. Ne avevamo già parlato ai Green Games, però insomma siamo alla vigilia, quindi c'è grande attesa. Assolutamente sì, diciamo che questa siamo arrivati alla 21esima edizione, calcolando che poi abbiamo avuto qualche anno di stop per un incidente accaduto qualche anno fa e quindi abbiamo sospeso un po' questa discesa. È una discesa che calcola che l'avevano iniziata gli amici dello Stella appunto 21 anni fa. Ed è stata a livello nazionale una delle discese con più partecipanti a livello nazionale. Abbiamo avuto in quegli anni, a parte che c'era il periodo in cui la canoa andava di moda, oltre 500 canoe sul fiume, quindi tu immagina guardare il fiume dall'alto, quasi non vedevi l'acqua, vedevi solo canoe colorate che scendevano queste meravigliose acque cristalline. E adesso da un po' di anni l'abbiamo ripresa in concomitanza con la manifestazione di Aris, invece prima veniva fatta durante i festeggiamenti di Precenicco, e quindi l'abbiamo spostata un po' più a nord e quindi niente, noi partiamo domani mattina da Sterpo, quindi c'è il ritrovo domani mattina a Sterpo. Tra l'altro Sterpo è il posto in cui il fiume Stella nasce, sappiamo benissimo che il fiume è un fiume di risorgiva, quindi nasce veramente a pochissimi chilometri più a nord di qui. Alle 9 l'incontro, il ritrovo, iscrizione, poi alle 10 partiamo, sono circa 2 ore di discesa fino qui ad Aris, poi qui ci si ferma. Chiaramente non potevamo non mangiare qui alla sagra di Aris, e poi il pomeriggio si fa l'ultimo tratto altrettanto interessante da Aris fino a Rivarotta, quindi rimaniamo comunque sempre all'interno del nostro comune di Rivignano Teor. Il tratto più basso è un po' più veloce come velocità d'acqua, c'è un piccolo problema, purtroppo con i temporali degli ultimi giorni sono caduti alcuni alberi in acqua e non siamo riusciti a toglierli, infatti questo è un po' il problema di questo fiume, che ci sono queste piante che cadono in acqua, e quindi domani daremo indicazioni poi durante il pranzo che possono partecipare solo determinati tipi di canoe, perché dovremo scavalcare proprio fisicamente gli alberi, quindi c'è 10 cm d'acqua che scavalca l'albero e quindi certe canoe possono farlo, altre no, e quindi faremo una discesa per pochi intimi. Quanti sono i partecipanti indicativamente in queste iniziative sportive e soprattutto l'età? Si parte da che età per arrivare a? Allora, questa è bellissima la domanda, perché tu calcola che è chiaro che a domani non so ancora chi ci sarà, comunque noi abbiamo bambini di 3-4 anni che insieme ai genitori con canoe particolari che consentono chiaramente di poter portare i bambini appunto con 4 anni, e abbiamo una persona che arriva dal Veneto che ha 87-88 anni e ancora ogni volta che lui vede la discesa dello Stella partecipa a questa manifestazione, quindi veramente spaziamo in tutte le fasce d'età. È una discesa fantastica, tra l'altro specialmente la parte iniziale ci sono alcuni passaggi dove si passa in fila indiana, cioè il fiume è proprio stretto in mezzo alla vegetazione, in alcuni punti la volta degli alberi copre completamente il fiume, quindi è un paesaggio veramente idilliaco. E poi tu mi raccontavi l'altra volta dell'atmosfera che si può vivere, delle sensazioni che si vivono in acqua e in canoa. Allora, noi qui così simpaticamente la chiamiamo la Pax Fluvialis. Cos'è? Adesso ti spiego, perché chiaramente se ne incuriosiamo solo gli spettatori. Praticamente il fiume percorre il suo fluire verso il mare in zone molto distanti dalle zone antropizzate, quindi dall'abitato della gente, dalle strade, e quindi quando tu passi questi tratti di fiume, se tu non pagai e ti lasci solo trascinare dalla corrente, tu sei nel silenzio più totale, cosa che qui in regione veramente solo in montagna la puoi vivere. E quindi senti questo leggero rumore di acqua che tocca il ramo, si muove, gli uccelli, gli animali, gli aironi cenerini che partono dall'acqua, perché se tu vai in silenzio riesci proprio ad avvicinarli. Guarda, è una sensazione unica veramente, quindi è una discesa che alcuni, ormai che chi conosce, vuole proprio farla in solitaria, quindi lasciano un attimino che il gruppo si allontani, perché poi la gente parla, chiacchiera, quindi disturba un po', e li vedi proprio adagiati così tranquillamente sulla canoa che guardano l'orizzonte,
e si fanno trascinare dalle acque. Una bella immagine, davvero. Sì, sì, no, guarda, è una cosa... Ma ti avevo già raccontato Green Gables e devo portarti assolutamente. Sì, dobbiamo provare questa sensazione. E invece andiamo a vedere questo bel servizio che è una sorta di promo cinematografico di quello che sarà domani la giornata dedicata appunto alla canoa sullo Stella. Lo vediamo insieme e poi lo commentiamo anche con Massimo. Molto bello, cinematografico ho detto io, perché effettivamente avete riunito tutte queste foto, avete creato questi effetti speciali per raccontare quello che sarà domani la giornata qui della canoa dedicata appunto, cioè la giornata dedicata alla canoa sul fiume Stella. Chi l'ha realizzato questo video? Ora, questo l'ha realizzato la presidente nostra, che purtroppo oggi non ha potuto essere qui per altri impegni, che si chiama Giulia De Agostini, e ha voluto fare un trailer così di questa discesa, di questa manifestazione. Sai, adesso ormai le immagini fanno tanto, quindi è un buono spot pubblicitario per questa manifestazione. Bene. Allora Massimo, io ti ringrazio, ci rivediamo dopo perché parleremo anche delle varie iniziative della Proloco, della collaborazione con altre associazioni e magari entreremo nel dettaglio anche del programma ricordando altre iniziative. Adesso è arrivato un momento che noi chiamiamo proprio momento speciale, una rubrica dedicata ad una persona che oggi compie gli anni. Vediamo di chi si tratta, momenti speciali. Auguri al sindaco di Corno di Rosazzo, Daniele Moschioni, che oggi compie 50 anni. Adesso andiamo a vedere un altro contributo filmato, ritorna alla rubrica Acqua e Benessere, grazie all'associazione Subacqua La Tribù di Martignacco che ci ha inviato queste magnifiche immagini che fanno riferimento ad una loro gita a Lignano, davvero molto molto bella. Vediamo queste immagini.
Zanatta Vetro a Montebelluna, è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi, fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Politecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. RTCB di Palazzolo dello Stella. Opera da oltre 30 anni nei settori dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni. Progetta, realizza e certifica impianti di trasmissione dati in rame e fibra ottica, impianti elettrici in media e bassa tensione e impianti di illuminazione stradale. Ci troviamo a Palazzolo dello Stella, in via Stella 10, 0431 58 90 58. Mobili Caramel lancia la nuova stagione a Meolo e Palmanova. Incredibile luglio da Caramel. Caramel il mese della cucina. Scontata del 40% a Meolo e Palmanova. E vi ricordiamo l'incentivo statale del 50%. Incredibile, vi aspettiamo! È iniziata la nuova stagione Caramel nelle due sedi di Meolo e Palmanova presso le uscite dell'autostrada A4. Alcune occasioni del mese. Credenza 3 ante base più alzata 1.490 euro. Tavolo artigianale legno massello bicolore 990 euro. Parete calandello laccata 1.390 euro. Credenza Boston in rovere sbrecciato 1.390 euro. E luglio è il mese della cucina a prezzi speciali, meno 40%. L'occasione che aspettavi da Mobili Caramel a Meolo e Palmanova. Aperto anche la domenica. Una nuova stagione di qualità artigianale da 3 generazioni nel mondo del mobile. A Sterpo, nel cuore delle risorgive friulane, siamo impegnati nell'allevamento e trasformazione di trote nel rispetto della tradizione, del territorio e dell'ambiente, alla ricerca dell'eccellenza e della qualità. Trote e specialità fresche, panati di trota e anche riso, olio, confetture, prodotti da aziende limitrofe. Società Agricola Sterpo. Lo spazio è aperto in via Sterpo 70 a Simigliano di Rivignano. Telefilm Estate in diretta da Aris di Rivignano Teore, è arrivato il momento per i più piccoli, ci sono tanti bambini, grazie a Beppe che, ciao Beppe, che crea un po' di palloncini, un po' di sculture diciamo con i palloncini, mettiamola, però sei bravo perché hai una manualità incredibile. Intanto che cosa stai facendo per questa bimba? Adesso io sto facendo una cosa, vediamo il primo che indovina.
Diciamo che bene, allora, tu hai indovinato, quindi te lo regalo, ecco, un bruco. Tanti bambini ad Aris per festeggiare. Quanti sono arrivati? Siamo in diretta e Beppe, vuol dire che sei bravo, eh? Successone. È facile vincere con i bambini, eh? Se fai i palloncini così è facilissimo vincere, è una cosa veramente piacevole, anche perché il sorriso di un bambino è impagabile. Pronti? 1, 2, 3, via! E poi... Allora, adesso le richieste, che cosa volete? Una spada. Una spada, facciamo la spada. Quello è un topo? Sì. Facciamo la spada la sciabola dei pirati. Voi sapete tutti che i pirati assaltavano le navi e rubavano i diamanti, le perle, poi le incastonavano dove? Nell'Elsa, no? Bene, ricordi che queste qua sono diamanti e perle, eh? Oh, ma adesso c'è una bimba piccolissima. Allora facciamo un palloncino a lei, rosa, e poi le bolle. Farei un cane. Facciamo un bel cagnolino, proprio un cagnolino barboncino. Come si chiama questa signorina qua? Chissà se riesci a dircelo già. Come ti chiami? Riesci già a dirlo? O sei ancora molto piccolina? Ciao! Ciao! Ciao mister! Ciao! Adesso però direi di fare un po' di... Estate per questi bimbi? Pronti? Pronti, eh? Guardate me, eh? Guardate me! Pronti? Ma qua c'è una signorina piccolissima. Attenta, no, vedi che tu fai delle cose che devi fare. Dai, pronti? Pronti, stai lontano, per favore, stai. No, signorina. Dai, dai, forza. E anche i più piccoli si divertono ad Aris di Rivignano Teoro, la festa dell'anguilla, grazie a Beppe. Ed ora andiamo a vedere un contributo filmato relativo alla presentazione del Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia. 44esima edizione del Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, giornata di presentazione con il patrono del Giro, Nevio Cipriani. Nevio, presentiamo questo Giro del Friuli all'insegna dell'agonismo, della cultura e di tanto altro. Sì, ma anche del territorio, perché questo Giro qua è nato per far conoscere il territorio del Friuli Venezia Giulia e vorrei che i signori dei comuni, i sindaci, capiscano questo progetto qua. Noi non siamo professionisti, non siamo dilettanti, siamo amatori che amiamo la natura, che amiamo di fare sport e di far conoscere il territorio. Questo è il mio progetto. E allora, partenza dal centro commerciale Friuli mercoledì 2 agosto, arrivo a Forni di Sopra il 6, dopo 5 tappe, 6 comuni toccati quest'anno, Sedegliano, Forgaria nel Friuli, Capriva del Friuli, andiamo a Mereto di Tomba e poi il gran finale in questi 2 giorni di Forni di Sopra, a testimonianza che il Giro del Friuli abbraccia l'intera regione. Sì, questo è vero. Noi abbiamo fatto il possibile, ogni anno facciamo il possibile di abbracciare tutta la regione, di toccare tutta la regione. Scendiamo nel tecnico con Giuliano Lenarduzzi. Giuliano, succederà quello che è successo alle tue spalle anche quest'anno? Ma io ci provo e ci spero. Arriviamo nei paesi di mio papà che avevo dedicato la vittoria 4 anni fa quando era mancato. E niente, le tappe sono molto dure, sembrano facili ma in realtà hanno parecchi trabocchetti. Le salite ci sono, dipenderà da noi corridori farla dura. Secondo me è un bel giro, disegnato bene, non durissimo ma diventerà sicuramente duro. Tra i tanti amici del Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia possiamo annoverare anche Gilberto Simoni. Allora Gibo, ti piace molto il territorio, mi hai raccontato che tante gare le hai vinte e quindi hai un feeling particolare con il Friuli Venezia Giulia.
Ho vinto veramente tante gare, da ragazzo, soprattutto da dilettante qui in Friuli, quindi insomma sai, i ricordi sono quelli belli, le strade sono quelle, dal Trofeo San Daniele, al Giro del Friuli, al Tricolore, insomma tutte gare molto belle per me, molto importanti, quindi insomma ritornare su quelle strade si ritorna anche un po' giovani coi pensieri, no? E allora, appuntamento con Gilberto Simoni è fissato per mercoledì 2 agosto alle ore 10:30 per la partenza dal centro commerciale Friuli di Tavagnaco, naturalmente in Friuli Venezia Giulia. E questo era il contributo firmato Giochi d'estate. Ritorniamo in diretta da Aris di Rivignano Teor. Vedete che c'è tantissima gente che balla anche qui. Adesso mi giro per vedere un po' come sta andando la festa. Effettivamente oltre a mangiare ci si diverte, si balla, animazione per bambini, davvero ben organizzata questa festa. E poi c'è tanto sport. Abbiamo parlato della canoa, ma c'è un altro appuntamento. Sì, domani, sempre domani, quindi nel pomeriggio, come abbiamo detto prima ci sono le canoe, mattina e pomeriggio, in contemporanea, quindi il pomeriggio, l'associazione locale qui di Aris, le Lontre, non potevano chiamarsi in modo diverso, insomma le Lontre del Fiume Stella, organizzano ogni anno la pinneggiata. Cosa si tratta? Loro partono da Flambruzzo, muniti di muta, perché comunque l'acqua a 13 gradi, quella del Fiume Stella, quindi abbastanza fresca, e muniti appunto di pinne e di maschere, scendono a nuoto a favore di corrente del Fiume Stella da Flambruzzo fino qui ad Aris e si godono le meraviglie della parte subacquea del fiume. Quindi con la maschera l'acqua tra l'altro è abbastanza trasparente, quindi riescono anche a vedere il fondale, i pesci, le alghe eccetera, e quindi loro scendono giù pinneggiando il Fiume Stella fino ad arrivare qui ad Aris. È una manifestazione che è strettamente legata alla loro associazione, però se ci sono qualcuno che ha i brevetti di subacqueo eccetera può andare lì la mattina, anche lui, sì pomeriggio scusate, a iscriversi e scende insieme a loro. È un modo come un altro per vivere questo fiume. Come avete capito ormai il Fiume Stella è il nostro filo conduttore di questo territorio, insomma lo sfruttiamo in tutti i modi, anche perché è un fiume fantastico e non mi stuferò mai di dirlo, e quindi loro fanno questa discesa e poi tutti quanti insieme con le famiglie vengono qui alla festa e fanno una cena sociale. Di solito sono quasi un centinaio di persone che si fermano qui a mangiare insieme a noi, e quindi questa è un'altra manifestazione che viene organizzata ogni anno qui ad Aris durante la sagra. Sì, ma che cosa si può mangiare qui? Cioè, quali sono i piatti che vanno per la maggiore, per parlare anche di enogastronomia? Allora, guarda, poi ti porterò anche il piatto di anguilla, così te lo faccio vedere. In diretta? Dopo lo porto in diretta, sì. Allora, il piatto forte è l'anguilla, quindi si chiama sagre dalla bisate, quindi sagre dell'anguilla detto in italiano. Ed tu pensa che alle origini l'anguilla veniva tutta quanta pescata qui in zona. Adesso anguilla purtroppo non ce n'è più e quindi la compriamo da qualche allevamento nelle valli, e quindi facciamo questa anguilla in due modi: allo spiedo, quindi alla griglia, e in umido. Viene rigorosamente cucinata sempre fresca, quindi quella che viene mangiata stasera è stata messa su oggi pomeriggio, ed è un piatto per pochi intimi, perché l'anguilla non è un piatto che piace a tutti, a dire il vero. Sì, è un po' perché è un pesce. Meglio averla mangiata, no? Ecco, dopo se vuoi l'assaggi anche, in diretta. Ed è un pesce, è un po' grasso come pesce, quindi infatti chi la vuole un po' più magra la mangia ai ferri, invece quella in umido è un attimino un po' più grassina. E poi la tradizione solita, insomma i calamari, la grigliata, anche qui la grigliata molto particolare, ha un gusto molto particolare perché abbiamo una spezia che noi mettiamo all'interno, che è una ricetta che custodisco io e che non rivelo assolutamente a nessuno, quindi la scriverò in punto di morte e la lascerò. Perché tu sai, se tu vai in giro nelle sagre, sì, tutti quelli che condiscono la costa ti dicono ma sì, io metto il sale, il pepe, un po' di rosmarino, però le quantità, le dosi nessuno le rivela mai, e quindi neanche noi non possiamo assolutamente rilevare questo mistero di Tonizzo. Questo è il mistero del cuoco. Dopo assaggi un pezzo e mi dirai se è buona. Questa proprio non la sapevo, la novità. Bene, allora noi andiamo in pubblicità, così chiamiamo Elisa Zatti e nel frattempo tu riesci a portarci il piatto, così lo vediamo in diretta. Grazie Massimo, arriva tra poco Elisa Zatti che è la vicepresidente della Proloco di Rivignano Teor. Dopo la pubblicità telefilessate. Tutto un umido in testa? Sì, togliamo. Aspettiamo il bagno.
Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Sagra paesana ad Aris di Rivignano Teor dal 15 al 23 luglio. Musica, serate danzanti, grande tombola finale e fuochi d'artificio, chioschi enogastronomici, grigliate e piatti con la nostra specialità, la bisatte. Domenica 23, discesa in canoa con partenza da Sterpo di Bertiolo. Vi aspettiamo nel cuore dello Stella. Carni Armonie, 26esima edizione del festival estivo più amato delle Alpi Carniche. 33 concerti dal 15 luglio al 16 settembre nei luoghi più favolosi della montagna friulana. Paesaggi mozzafiato, storia, antiche tradizioni, artisti di levatura nazionale e internazionale, musica classica, jazz, contemporanea e world music. Il lavoro è un diritto, la sicurezza un dovere di tutti. Consulenza Servizi è una società che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione rivolti alle attività agricole, del commercio e dei servizi, dell'industria e dell'artigianato. Ci trovi a Spilimbergo, nella zona industriale nord, telefono 0427 50660, www.consulenzaservizifvg.it. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821 510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. RTCB di Palazzolo dello Stella. Opera da oltre 30 anni nei settori dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni. Progetta, realizza e certifica impianti di trasmissione dati in rame e fibra ottica, impianti elettrici in media e bassa tensione e impianti di illuminazione stradale. Ci troviamo a Palazzolo dello Stella, in via Stella 10, 0431 58 90 58. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. A Sterpo, nel cuore delle risorgive friulane, siamo impegnati nell'allevamento e trasformazione di trote nel rispetto della tradizione, del territorio e dell'ambiente, alla ricerca dell'eccellenza e della qualità. Trote e specialità fresche, panati di trota e anche riso, olio, confetture, prodotti da aziende limitrofe. Società Agricola Sterpo. Lo spazio è aperto in via Sterpo 70 a Simigliano di Rivignano. Eccoci di nuovo assieme, Telefriuli Estate da Aris di Rivignano Teor. C'è un po' di umidità, ci sono un po' di zanzare, insomma è estate, è normale. Elisa Zatti, che è del posto, sei di Aris, di Rivignano o di Teor? Di Rivignano. Ma tra poco sarò di Aris. Ok, ci racconta, tu sei vicepresidente del Proloco di Rivignano. Esattamente. Però tu ci lanci una bellissima iniziativa, Guarda che Stella, di cui dovremo avere anche delle immagini, locandine, a un video insomma che ci avete mandato. E di cosa si tratta? Allora, Guarda che Stella è un'iniziativa giunta ormai alla 7ª edizione, che è nata diciamo da un'idea dell'amministrazione comunale di portare in piazza i ristoranti locali, in modo da dare la possibilità alle persone del territorio di cenare proprio sotto le stelle, per cui ogni ristorante nella location molto suggestiva della piazza adibita a festa, addobbata con luci e scenografie un po' accoglienti, e le persone appunto hanno l'occasione di mangiare cibi di qualità in questo contesto, e grazie all'ausilio della Proloco appunto di Rivignano
tutta la questione logistica è stata organizzata, quindi pulizia dei tavoli, allestimento del chiosco e quant'altro. Quindi tra l'altro anche queste serate sono sempre allietate da musica di vario genere. Guarda che Stella, c'è un legame al fiume Stella ma anche alla notte di San Lorenzo. Esatto, abbiamo scelto questo nome che ha un duplice significato, quindi guarda che Stella perché effettivamente la festa solitamente inizia con la notte di San Lorenzo, quindi il 10 agosto, ma anche lo Stella perché per noi è un valore inestimabile di questo territorio, infatti è il nostro fiume d'acqua costante che bagna il nostro territorio, di cui siamo assolutamente fieri. Infatti me ne parlava anche prima Massimo Tonizio di quanto sia importante il fiume e di quanto lo sfruttate, no? in ogni caso, in ogni iniziativa, è davvero bello perché poi alla fine sono queste le ricchezze del nostro territorio ed è giusto così. La Proloco di Rivignano, altre iniziative o comunque questa è quella più vicina, ma immagino che voi vi state organizzando anche per altre iniziative. Allora sì, guarda che Stella è la più imminente, ma in realtà noi organizziamo anche insieme all'amministrazione comunale i Santi, la Fiera dei Santi, quindi insomma la fiera storica. Passa Beppe, bravo! Vuole, esatto, rendere molto goliardi col tutto. E quindi la Fiera dei Santi, iniziativa insomma ormai antica e famosissima fiera di Rivignano Teor, noi solitamente organizziamo la sfilata delle maschere, la marcia lunga naturalistica in cui torna il concetto del fiume e dell'amore per il nostro territorio, e anche ad esempio il concorso dello scavo delle zucche, che quest'anno è stato il primo anno in cui l'abbiamo proposto e ha riscosso un enorme successo e partecipazione. E poi ci sono insomma le varie collaborazioni con tutte le associazioni, perché ce n'è veramente tantissime che per 3 giorni si sfiancano in piazza per cercare di dare alla nostra festa sempre maggior prestigio e dinamicità anche. Mi manca una cosa però, no? E lancio così una nostra trasmissione che vede protagoniste le Proloco, lo sapevo, è il quiz delle Proloco, non so se tu lo sai ma te lo dico perché ripartiremo a settembre, penso la 3ª o 4ª settimana di settembre, ed è un quiz legato al territorio che vede affrontarsi 2 Proloco, quindi vi invito a partecipare, Rivignano, Teor, Aris, magari vi mettete insieme e parteciperete anche voi, perché insomma abbiamo bisogno di avere più Proloco, che parte l'anno scorso erano 28 le partecipanti, quest'anno insomma venite anche voi perché avete anche tanto da raccontare. Invece Massimo Tonizio ci raggiunge tra poco con l'anguilla con i piatti, perché questa è la vostra vostra specialità. Andiamo invece prima dell'anguilla a vedere un'altra rubrica, quella dedicata ai cocktail dell'estate, e poi vediamo l'anguilla assieme ad Elisa e Massimo. Sì, che tanto devo dire della cena in bianco. Ciao Paolo, come stiamo oggi? Perfetto. Oggi andiamo a crearti un Tropic, un drink a base Red Bull Lime Edition. Perché mi ha serve il tatuaggio? Ti piace? Pollon e c'è Eros. Hai visto? Ok, il drink è molto semplice, è a base vodka, Malibu e Red Bull Lime Edition. Partiamo. Molto semplice, abbiamo un'oncia e un quarto di vodka, 3/4 di liquore al cocco, ovvero Malibu, e Red Bull Lime Edition. Andiamo a finirlo con una fettina d'arancio. Grazie! E abbiamo l'anguilla, grazie a Massimo Tonizio che ci ha parlato 2 piatti. C'è l'anguilla in umido e poi? Allora abbiamo qui l'anguilla in umido che si vede, insomma è quella rossa, viene cucinata come dicevo prima, è proprio stata cucinata pochissimi minuti fa, quindi è fresca ogni volta, e poi l'anguilla alla griglia. Allora, come dicevo prima, una è un po' più magra, quella alla griglia, perché chiaramente facendola con le braccia il grasso scende e esce fuori. Quella in umido è leggermente un po' più grassa, però insomma va assolutamente assaggiata perché è una prelibatezza e, come dicevo prima, non piace a tutti perché è un pesce un po' particolare.
però chi capisce il gusto di questo tipo di pesce apprezza moltissimo, infatti ne cuciniamo veramente tantissima. Ma quale va di più? Quella in umido o la griglia? Ecco, questo è l'eterno dilemma di questa festa, perché ogni anno queste percentuali cambiano. Allora, ad esempio, ti do una notizia, un dato alla mano proprio fresco di stasera, si equilibria, quindi l'umido e la griglia. Cosa fa la gente? Per non perdersi un gusto e l'altro prendono due piatti, prendono uno per tipo e così poi confrontano i due sapori. Accompagnata dalla polenta che non può mancare. La polenta non può mancare perché accompagna tutti i piatti che abbiamo qui in sagra da noi e poi un po' di limone invece solo in quella alla griglia, perché ama mettere un po' di limone sul pesce. È arrivato un ottimo profumo, quando hai parlato ai piatti. Perché siamo sotto vento e quindi adesso qui siamo inebriati dal profumo dell'anguilla. E a proposito di prelibatezze, voi organizzate la cena in bianco. Sì, quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di buttarci in questa nuova manifestazione, una serata ad hoc il 10 agosto di Ceniamo in bianco sotto le stelle, per cui anche la Proloco di Rivignano ha cercato insomma di portare questa novità. Dress code obbligatorio il bianco, quindi look total white in tutto, per cui nell'abbigliamento, nella postazione in cui le persone ceneranno, quindi si dovrà portare da casa il cibo e tutto il necessario per allestire appunto la tavola, quindi anche è bello che ci si possa sbizzarrire con la fantasia. La location non è segreta come a Udine? La location la possiamo svelare dalla piazza di Rivignano. Noi tra l'altro invitiamo i partecipanti a iscriversi, insomma, perché se avessero bisogno c'è anche la possibilità di prenotare un tavolo se non si riuscisse a reperirlo in autonomia. Fare per iscriversi? Seguire su Facebook la pagina Guarda che Stella e lì troverete tutte le info e i contatti necessari. Bene, allora parliamo anche di tutte le iniziative legate ad altre associazioni, le varie collaborazioni che tenete qui con Aris, Rivignano Teor e le varie associazioni, perché ce ne sono molte. Allora, questo comune vanta la presenza di quasi 60 associazioni proprio attive. La sagra di Aris in effetti ha una caratteristica che un po' perché il paese è piccolo, quindi per sostenere una festa di queste dimensioni c'è bisogno di tantissima gente, quindi ogni anno la Proloco di Rivignano, la Combricolo di Sele che saranno qui dopo di noi e la Proloco di Teor collabora con noi durante questa manifestazione e quindi c'è questo continuo scambio, ad esempio le attrezzature, quindi c'è il greenvolley a Teor ad esempio e quindi le attrezzature le prestiamo noi di Aris e quindi questa è una bellissima collaborazione che si è creata qui nel nostro comune e dove tra l'altro poi all'interno dell'associazione ci sono tantissimi giovani e quindi c'è questo continuo scambio, abbiamo la festa, venite qua voi a fare il bar e insomma c'è questo modo di collaborare e poi insomma si fa festa dietro i banchi e questo è un bel clima e questo dà la possibilità di rafforzare il gruppo e di creare manifestazioni di questo livello. È un territorio davvero molto vivo perché vi vedo attivi in ogni fronte, in ogni festa che partecipo quando appunto veniamo con le telecamere di Telefriuli, però ho chiesto a lei di partecipare al quiz, lo sapevo, di Telefriuli, con le vostre Proloco, magari vi mettete insieme, create una squadra per partecipare perché noi stiamo chiamando le Proloco e richiamando le Proloco e manderemo un invito a tutti perché ripartiremo da fine settembre, per cui insomma è bello anche che ci sia questa occasione per voi per naturalmente anche dare tutte le informazioni relative alle vostre associazioni, alle vostre Proloco, alla vostra realtà, quindi mi raccomando ci tengo, ecco. Cogliamo l'invito a braccia aperte. Andiamo in pubblicità, poi arrivano le Combricole di Sele, sono già pronti? Sono già pronti. Allora una piccola pausa per pubblicità e poi chiuderemo in bellezza, vediamo se riusciamo a provare l'anguilla in diretta, vedremo, se c'è la forchetta tra poco. Che non li vedo. Ok, vedete tutto? Bene. Nice Scar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio.
bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. RTCB di Palazzolo dello Stella. Opera da oltre 30 anni nei settori dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni. Progetta, realizza e certifica impianti di trasmissione dati in rame e fibra ottica, impianti elettrici in media e bassa tensione e impianti di illuminazione stradale. Ci troviamo a Palazzolo dello Stella, in via Stella 10, 0431 58 90 58. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. A Sterpo, nel cuore delle risorgive friulane, siamo impegnati nell'allevamento e trasformazione di trote nel rispetto della tradizione, del territorio e dell'ambiente, alla ricerca dell'eccellenza e della qualità. Trote e specialità fresche, panati di trota e anche riso, olio, confetture, prodotti da aziende limitrofe. Società Agricola Sterpo. Lo spazio è aperto in via Sterpo 70 a Simigliano di Rivignano. Però siete sicuri? Eccoci, Telefilo Estate, festa dell'anguilla, abbiamo l'anguilla e io la provo quella in umido perché è davvero molto buona. L'ho provata prima in pubblicità, buona. Avete, però col microfono, eccola, molto buona. Dico che l'anguilla in umido è buona e lo dice anche le combricole di Sele. Allora Damiano, Angelo, adesso vi presentate perché siete qui per presentare in particolare una vostra iniziativa. Sì, noi siamo qui per presentare la Sagra di Sella, che siamo l'8º anno, giusto? Diciamo l'8ª, 7ª edizione, che abbiamo avuto un problema qualche anno fa per la mancanza di una nostra collega e abbiamo saltato un anno. E la saluto da lassù, ciao Alessia, guardaci dall'alto e proteggici anche quest'anno, che inizierà venerdì prossimo, per i prossimi 2 weekend, più il 2 di agosto per festeggiare noi, perché non solo voi festeggiate l'8 marzo. La festa degli uomini. Esatto, sì, non c'entra niente. Sì, puntini, mai. C'è solo l'8 marzo e noi ce la facciamo la nostra, tranquilla lì. Ovviamente metteremo gli uomini a spogliarsi e via. Che così non vengono un po' di donne, sono solo uomini, dura, Sì. Un po' bruttino. È un'ecumbricole proprio. Sì, un'ecumbricole proprio. Esatto. Allora, tu sei il segretario della Combricole, la presidentessa, perché abbiamo noi la presidentessa, è a casa con la piccola Adele e il piccolo Alessandro che ha un po' di problemini di stomaco e allora non poteva venire via. Ma non entriamo nel dettaglio di queste cose, siamo in diretta. Lo so. Infatti sono a casa che ci guardano, lo dico apposta. Vuoi salutare? Ciao Alessandro, ciao Adele, ciao Lorena. Allora, dal segretario passiamo a Angelo, socio della Combricole. Come nasce la Combricole? Ma la Combricole di Sele nasce tra amici. 8 anni fa abbiamo deciso di creare la squadra Real Sella e quindi per poterci anche un po' autofinanziare. Era 25 anni che noi facevamo questa sagra e c'era anche un po' di spirito, no? di squadra, diciamolo così, e quindi abbiamo pensato di ritornare a fare la sagra di Sella. E così siamo ritornati dopo 25 anni e abbiamo ricreato una sagra un po' atipica rispetto a quello che è, diciamo, il territorio, quindi non la solita costa, la salsiccia e tutto, ma abbiamo puntato ai gamberi del fiume, ai calamari, questa cosa qua. E ti dirò che alla fine abbiamo avuto anche tanto successo. Sella è la più piccola frazione di Rivignano Teor, ha 24 abitanti, quindi puoi ben pensare com'è. Però siamo contenti. Tutti qua praticamente. E adesso abbiamo passato un po' la mano ai ragazzi, perché è giusto, insomma, io e Damiano abbiamo anche una certa età e quindi è giusto lasciare
e quindi è giusto lasciare anche ai ragazzi, insomma. Allora, come oltre al cibo, quindi al buon cibo, come nel dettaglio il programma com'è suddiviso? Ma allora gli spettacoli quest'anno abbiamo voluto il venerdì iniziale fare appunto una sera dedicata alla nostra amica Alessia, quindi un concerto per un'amica. Abbiamo chiamato dei ragazzi di Rivignano che ti dico non mi ricordo il nome, però sono bravissimi, credimi, e quindi faranno un concerto per lei e sono agli albori, però è il futuro e quindi dobbiamo fargli fare. Poi le serate si svolgeranno comunque con DJ e altre cose. Abbiamo Claudia Live Music che alliterà sempre le serate durante la cena dal vivo, e poi abbiamo il venerdì 4 Sdrindul e Daniele che sono ormai un live motive, no, della zona, quindi... Bene. Insomma, c'è da divertirsi anche con voi. Presentiamo i ragazzi velocemente. Andrea. Dove tu? Revignan. Giulio di Revignano. Francesco di Revignan. Luca di Sella. Ah, l'unico di Sella. Secondo me lui sarà il futuro, no? L'unico? Sì. quindi lasciamo la mano a lui a questo punto. Bene. È proprio una cumbricole giuste. Bene, complimenti, in bocca al lupo per la festa. Ecco, noi adesso andiamo a vedere un contributo filmato, un momento dedicato alla danza, e poi chiuderemo con Massimo Tonizzo, perché devo dire ufficialmente che l'anguilla qui è buona. Con lui lo dirò tra poco, perché vediamo una clip dedicata alla danza. E ringrazio i ragazzi della DNA Danza di Tricesimo e del Funny Center di Feletto per queste esibizioni che ogni tanto vi facciamo vedere nel corso di Telefriuli Estate. Ritorniamo in diretta da Aris di Rivignano Teor per ricordare, intanto devo dire che l'anguilla è buona, forse per me è un po' pesantina, quella... Tu hai assaggiato quella in umido, ti avevo avvertito, Dai. Comunque il gusto c'è. Cioè è buonissima, venite ad assaggiarla. Ricordiamo gli appuntamenti sportivi per domani? Allora, domani giornata intensissima, iniziamo la mattina dalle 9 alle 10 iscrizioni presso Sterpo, quindi sul ponte di Sterpo, per la discesa delle canoe sul fiume Stella. Poi si pranza qui ad Aris, pomeriggio 2 appuntamenti contemporanei, quindi seconda tratto di discesa da Aris a Rivarotta per le canoe sulla Stella e pinneggiata da Flambruzzo a Aris. Poi la sera di nuovo qui Sagra, festa. E attenzione, domani ultima serata, quest'anno non chiudiamo lunedì ma chiudiamo domani ultima serata, quindi alle ore 23 la tombola con 1.500 euro di montepremi e alle 24 spettacolo pirotecnico a chiusura dei festeggiamenti come ormai da tradizione. Bene. Grazie Massimo Tonizzo che mi ha aiutato per tutta la diretta, grazie mille e in bocca al lupo per la giornata di domani allora. Grazie. Per te sarà intensa. Ringrazio Davide Nicoli che è qui con me, Pierangelo Buttazzoni in regia a Tavagnacco. Telefriuli Estate ritorna martedì e saremo in diretta dalla festa di Re di Puglia. Quindi grazie Massimo davvero perché sei sempre preziosissimo per noi di Telefriuli. Grazie per l'attenzione ai nostri telespettatori, vi lasciamo tutti i selfie che ci avete mandato questa settimana. Continuate a mandarceli, buona serata e buon weekend.